Sono appena finite le amministrative e incombono già le regionali. Come si sta muovendo l'UDC? Ma noi abbiamo convocato il nostro gruppo dirigente per fare un esame della situazione politica e amministrativa della provincia di Agrigento, per prendere atto con soddisfazione dei risultati splendidi del nostro partito in questa città, in questa provincia, col successo di Marco Zambuto, che testimonia che quando i partiti offrono agli elettori persone giovani, spendibili e pulite, gli elettori non hanno bisogno di rifugiarsi nell'antipolitica. È stato eletto dai cittadini contro un sistema di potere di questa provincia che tentava di non dare spazio a nuove voci e a nuove esperienze. Però una parte del sistema di potere di cui lei parlava in Consiglio Comunale si è alleato con l'UDC, con il Patto per il Territorio, e adesso ha consentito a Zambuto di poter avere la maggioranza. Non si tratta di questo, non do un peso politico alle alleanze che si fanno in Consiglio Comunale. Quelle che si fanno in Consiglio Comunale sono atti che servono ad approvare provvedimenti nell'interesse della città. D'Alia potrà essere candidato alla presidenza della regione? Noi non siamo iscritti al campionato delle candidature, non ci interessa questa lotteria. Credo che sia anche sgradevole, uno schiaffo ai problemi dei siciliani, che i partiti anziché occuparsi dei problemi si occupino dei nomi e delle alleanze. Leanza e Musotto hanno lasciato l'MPA, potrebbero arrivare all'UDC? Ma Leanza e Musotto sono due personalità della politica regionale che noi apprezziamo, e se volessero venire all'UDC noi non avremo alcuna difficoltà, perché noi immaginiamo un partito aperto al contributo di tutti, certamente nel rispetto delle regole, dei programmi e dei nuovi metodi che il nuovo corso dell'UDC siciliano ha scelto. Il risultato di Agrigento diventa un riferimento provinciale o un riferimento regionale per la capacità avuta di interpretare i bisogni del territorio, per questo grande civismo con il quale abbiamo voluto rappresentare i problemi della gente e della nostra città. Ecco, questo partito a livello provinciale e a livello regionale ha una nuova classe dirigente che si vuole fare interprete dei problemi delle città, dei problemi dei territori, dei problemi della Sicilia. Tenuto conto che c'è l'estate, ottobre ormai alle porte, si parla di Lilo Firetto candidato alle regionali nelle file dell'UDC, è così? Ma guardi, questo è un momento in cui questo è veramente l'ultimo problema della mia vita e l'ultimo pensiero. In queste ore io vivo un dramma di tipo sociale che attraversa la mia città. Ieri sera abbiamo fatto notte fonda. C'è poco sonno dietro le spalle, mi riferisco alla vicenda dell'Italcementi. Il monito che è uscito oggi qui, la mozione votata a favore di Italcementi, che ci impegna a individuare tavoli concertativi assieme alle organizzazioni sindacali, assieme al governo di questo paese, assieme, mi auguro, all'azienda Italcementi, che in questi anni ha avuto in un certo momento un atteggiamento collaborativo e proteso al territorio. Nell'ultima fase, purtroppo, la municipalità empedoclina, i lavoratori, i sindacati hanno registrato un atteggiamento schizofrenico e irrispettoso della comunità locale, e su questo vorremmo parlare nei tavoli che andremo a realizzare di confronto con l'azienda.